senso vi chiedo scusa anche perché sono alcuni vi ho impegnati tutta la giornata, però credo che sia molto importante trovarci qui questa sera. Ho fatto questa richiesta alla società udinese, al direttore generale Pietro Leonardi, e lo ringrazio per la sua disponibilità perché ho voluto approfondire personalmente, in presa diretta, di prima mano, quali sono le potenziali, diciamo, criticità della vicenda che udinese, comune di Udine, relativamente sia alla questione delle opere straordinarie, sia relativamente ai campi di allenamento, e ho voluto anche ringrazio l'ingegner Tavano Giancarlo, che è il project manager del nuovo stadio, ho voluto comprendere fino in fondo quali erano le caratteristiche di questo progetto straordinario. Ebbene, è stata una mia richiesta proprio perché il senso di responsabilità che ho nei confronti della città di Udine, proponendomi appunto come sindaco, mi obbliga a comprendere fino in fondo e valorizzare questo che è un patrimonio del territorio del Friuli, che è appunto l'Udinese Calcio e quindi lo stadio relativo allo stadio di Udine. Ebbene, il risultato di questo approfondimento, che è durato, come vedete, molto tempo, infatti avete anche stato un approfondimento, come diciamo nel mio stile, molto dettagliato, e positivo. Positivo sia per quanto riguarda la possibilità di risolvere nel giro dei prossimi mesi il contenzioso sulla questione delle opere straordinarie, sia il problema dei campi di allenamento. Mi sono convinto ancora di più che l'avviamento e sperabilmente appunto la realizzazione in tempi brevi del nuovo stadio possono veramente costituire uno dei, forse il momento più importante dal punto di vista della progettazione e realizzazione dei prossimi 5 anni. La zona di Udine nord-ovest, dove ci troviamo, è una zona, appunto l'area Rizzi, di grandi potenzialità, non solo perché qui è presente lo stadio, poco lontano sta crescendo il campus universitario dei Rizzi. Io anche nel mio ruolo di rettore nello scorso anno ho dato il via a quello che è la progettazione del terzo lotto di quell'area. Esiste qui vicino appunto l'area del Parco del Cormor, che è anche previsto nel mio programma essere uno dei punti forti. Più vicino ci sono delle zone nell'area di Martignacco dal punto di vista imprenditoriale molto importanti. C'è Udine Fiere, c'è il rione dei Rizzi, il quartiere dei Rizzi, il borgo dei Rizzi, con anche le possibilità forti di decollo legate anche al borgo Fois. Ebbene, in questo quadro quindi la realizzazione rapida del nuovo stadio è fondamentale, e io condivido quello che il signor Pozzo ha dichiarato nelle scorse settimane, che con le adeguate, diciamo così, proporzioni effettivamente la realizzazione di questo stadio può essere un po' l'Expo che è per Milano, proprio perché l'opera che mi è stata presentata l'avevo già approfondita, ma oggi appunto abbiamo voluto anche capire il tipo di coinvolgimento del comune, e un'opera che poi restituirà alla città, ma io credo non solo alla città, a tutto il Friuli, non solo a tutta la regione, una delle realizzazioni di stadio più innovative, più veramente innovative sotto tutti i profili, una struttura veramente di eccellenza che qualificherà e accrescerà ulteriormente il prestigio di Udine. È un'opera appunto che dovrebbe permettere alla struttura polifunzionale di vivere 24 ore su 24, 365 giorni l'anno,
E questo è l'aspetto più importante che io voglio ribadire, anche perché su questo spesso è stata fatta un po' di confusione, è stata fatta un po' di anche di disinformazione. Il Comune di Udine non metterà nemmeno un centesimo di euro, anzi, se il Comune di Udine non favorirà lo sviluppo di questa iniziativa, le risorse economico-finanziarie che sono garantite dalla legge Melandri, che mi risulta è stata ulteriormente ribadita anche dalla nuova maggioranza, saranno perdute per la città di Udine. Cioè è un'opportunità che va colta presto, che va colta rapidamente e quindi se appunto come nuovo sindaco di Udine sarò orgoglioso di poter favorire la realizzazione di quest'opera. Sotto il profilo, appunto, ripeto, degli altri contenziosi, credo che nel quadro generale di questo accordo di programma, che io ho messo con molta chiarezza nel mio programma elettorale, troveranno una loro soluzione, anche perché oggettivamente derivano non tanto da una cattiva volontà dei due contendenti, insomma, cioè dei due soggetti, Comune e Udinese, quanto proprio dalle emergenze che sono avvenute negli ultimi anni relative alla sicurezza negli stadi. Quindi non è che qui ci sia un atto unilaterale delle due parti, ma c'è il dovere di risolvere una criticità che è nata appunto proprio come emergenza straordinaria. Quindi sono molto soddisfatto di questo incontro e spero proprio appunto che il mio nome, ma soprattutto il nome di Udine possa essere ulteriormente cresciuta la reputazione, appunto il prestigio di Udine proprio dall'Udinese Calcio, ma soprattutto appunto dal progetto del nuovo stadio. Adesso ci sono alcune domande che volete fare, io sono anche qui per rispondere, insomma ci sono anche altri che possono eventualmente rispondere. Una curiosità, Monica Valentino di Udinese Blog, lei ha già preso contatti nel caso dovesse essere eletto sindaco con la giunta regionale, perché la precedente, che era della sua stessa parte politica, aveva dato pieno appoggio al progetto. Questa qua non si è ancora espressa pienamente. Lei in caso ha già preso contatti, perché il bene udinese non è solo del comune ma è di tutta la regione. Credo che la nuova giunta regionale, io conosco il Presidente Tondo, l'ho già dichiarato, ho lavorato con lui i primi 2 anni del mio mandato di rettore, abbiamo insieme steso la prima versione della legge sull'innovazione, che poi è stata ripresa dal Presidente Illy, ulteriormente finanziata. È sempre stato un rapporto eccellente, credo che condivida come tutte le persone di buon senso il fatto che questo è l'Udinese, lo stadio è uno dei patrimoni territoriali, no? È uno dei patrimoni di questo territorio, pertanto va sostenuto. È chiaro che in uno scenario dove, da quello che apprendo, anche a livello politico centrale vengono riconfermati i principi che sono alla base dei provvedimenti della legge Melandri, credo che sarà naturale ritrovare una nuova alleanza verso la realizzazione di quest'opera. Non riesco a immaginare come possa esserci una difficoltà nel svolgere le proprie funzioni. Certamente bisognerà dialogare non appena appunto saranno noti anche i componenti della Giunta, ma senza dubbio, ripeto, con il Presidente Tondo io ho sempre avuto un rapporto eccellente. Lei mi ha chiesto se ho già preso dei contatti, non su questo specifico, ma certamente ci siamo sentiti su questo specifico problema. Ecco, proprio qualche ora fa Berlusconi ha dichiarato che per quanto riguarda gli stadi i comuni devono